Manca ancora circa un mese al Carnevale di Venezia 2025 che dal 14 febbraio al 4 marzo porterà in laguna presenze da tutto il mondo alla scoperta di Giacomo Casanova. Questo è il titolo della Kermesse. Ma già gli albergatori pregustano un periodo d'oro e c'è anche la novità di una nuova app di EasyGuide che, sviluppata insieme alle imprese veneziane I Love Tourist, sarà arricchita con l'assistenza virtuale. I visitatori potranno così vivere un carnevale coinvolgente e sostenibile che unisce tradizione e modernità. Un carnevale che ha tutti i numeri per poter essere un carnevale da ricordare. Dipende poi anche ovviamente dalle condizioni climatiche, perché di solito, ripeto, in quel periodo le condizioni climatiche sono positive, però non ci si può mettere, ovviamente, non ci si può scommettere sopra su questo aspetto. Al servizio degli ospiti attraverso i testi del giornalista e scrittore Alessandro Manzo Magno. Nella Venezia casanoviana, settecentesca, c'erano i casini, erano all'incirca 120 intorno a Piazza San Marco, uno è ancora visitabile oggi, ed erano luoghi di ritrovo dove si svolgevano varie attività. Si componevano versi, si ascoltava musica, si giocava d'azzardo, casinò, e ovviamente siamo nel Settecento, il secolo del libertinismo, si faceva anche altro. Un'applicazione che potrà essere usata da tutti i turisti che vengono da tutte le parti del mondo per assisterli nella loro visita ai gioielli di Venezia è sicuramente una cosa molto interessante. Che cosa ci dà in più l'intelligenza artificiale? La capacità di comprendere chiaramente 52 lingue, quindi di poter lasciare i turisti scrivere, interpretare i loro sentimenti nella loro lingua e rispondere nella loro lingua. C'è poi, tra le buone notizie di questo inizio d'anno, il ritorno del volo diretto da Venezia a Shanghai. Solo il 10% di chi pernotta a Venezia è italiano, il 90% sono stranieri. La grande prevalenza, come sempre, sono i turisti statunitensi, che come ben sappiamo sono turisti alto spendenti, ma quest'anno con il volo cinese diretto da Shanghai a Venezia dovrebbe esserci anche il grande ritorno dei turisti cinesi.